Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Euro Truck Simulator 2. Quest'oggi ci troviamo all'interno della nostra campagna in single player, quindi all'interno della nostra carriera, pronti a sfidare nuovamente l'asfalto. Vedremo un po' che lavoro oggi andremo ad eseguire all'interno della nostra casella dei lavori dipendenti. Prima di gettarci immediatamente sull'asfalto daremo un'occhiata al menu abilità che è stato appena adesso sbloccato. Allora, il menu abilità, come ho specificato nel video precedente, è un menu che viene decorato tramite dei punti abilità che vengono acquisiti ogni volta che aumentiamo di livello, quindi ogni volta che guadagniamo una sufficiente esperienza da come possiamo dire, da superare il nostro livello. Esistono 6 ambiti di potenziamento. L'ADR, che è stato il primo elemento che sono riuscito a potenziare, in pratica la classificazione ADR è il trasporto di merci pericolose e ha appunto bisogno di professionisti adeguati. La prima classe in pratica raccoglie tutti gli esplosivi come dinamite, fuochi d'artificio e munizioni, addirittura possiamo trasportare dei carichi molto imponenti come per esempio carichi militari e così via. Abbiamo la possibilità di trasportare gas ed è appunto l'elemento che ho amplificato, che ho potenziato, quindi abbiamo la possibilità di trasportare gas infiammabili, non infiammabili e velenosi. In seguito liquidi infiammabili, solidi infiammabili, sostanze tossiche ed infettive e sostanze corrosive. Abbiamo anche la possibilità di migliorare il lungo raggio, quindi le consegne verranno aumentate di portata, 350 km per il primo livello, 550 e così via, tutte alimentate da questa bella scala che abbiamo alla nostra destra. Le merci preziose, come abbiamo visto in precedenza, vi avevo accennato che potevamo trasportare qualcosa di prezioso e quindi abbiamo la possibilità di guadagnare molti più soldi e soprattutto molta più esperienza per il carico che andremo a trasportare. I carichi fragili ovviamente sono molto più complicati da trasferire e avremo quindi sempre molto più guadagno per quanto riguarda l'esperienza e come possiamo dire, il nostro acconto monetario appunto per la loro difficoltà a essere trasportati. Le consegne puntuali è una particolare sfida che ci permette di essere è una sorta di sfida nella quale abbiamo la possibilità di consegnare le merci puntualmente al fine di guadagnare un maggior guadagno, quindi un incremento di esperienza e soprattutto di soldi. Per quanto riguarda la guida economica abbiamo la possibilità di ridurre il consumo di carburante, quindi risparmiare qualche soldino per quanto riguarda la benzina. Vedete un po', fino al grado 1 gasolio ridotto del 10%, risparmiato in tutti e due ambiti. Bene, adesso vediamo un po' che cosa ci presenterà il nostro game nelle offerte di lavoro con questo nuovo livello che abbiamo raggiunto, lavoro dipendente. Vediamo un po'. Allora, che cosa abbiamo qui? Mele, formaggio, trucioli di legno. Vediamo se c'è qualcosa un pochino di più tosto, qualcosa di più complicato. Tronchi, carni, trucioli di legno, vestiti. Vediamo un po' se c'è qualcosa che ci porta addirittura fuori dall'ambiente italiano. Allora, vediamo un po'. Abbiamo addirittura la possibilità di trasportare per 195 km con un tempo approssimativo di 3 ore e 10 un carico di farina per ben quindi 195 km, circa 200. E io direi ragazzi che trasportare questo bel carico per la Eurogodis è proprio l'affare che farà al caso nostro. Quindi partiamo immediatamente ragazzi, gettiamoci in Austria, pronti ad attraversare il confine e arrivare in Germania. Quindi attraversiamo il confine verso un nuovo stato. Gettiamoci immediatamente nella nostra avventura. Eccoci ragazzi all'interno della nostra postazione di partenza. Il veicolo che oggi andremo a guidare è un bel camioncino Renault, come viene indicato appunto dal simbolo dinanzi a noi, e il tragitto che dovremo affrontare appunto partire dall'Austria per arrivare in Germania. Diamo un'occhiata alla mappa un pochino più in scala un pochino più ampia, diamo un'occhiatina soprattutto alla mappa generale. Ok, questo è il tragitto in rosso che dovremo andare ad affrontare, molto bene. Vediamo un po' se ci sono restrizioni, quindi restrizioni di carburante, qualcosa del genere, prima di avviarci. A quanto pare no, quindi dobbiamo accendere il nostro motore. Sentiamo il rombo di questo bel Renault. Bella. Ok, io direi che è meglio avviarci ragazzi, abbiamo 196 km da affrontare. Iniziamo. Allora, vediamo un po'. Dobbiamo iniziare, però così con questa scala di mappa non riesco a ottenerla meglio. Bene, si esce dall'altra parte. Già abbiamo iniziato a sbagliare, dannazione. Ok. Avanti. Guardate che grosso il nostro rimorchio. Trasferire tutta sta gran farina. Doppio rimorchio è addirittura. Forse non ho visto bene, vediamo un po'. Adesso daremo un'occhiata meglio appena usciremo dalla nostra postazione di partenza. Ok, si va verso la Germania ragazzi. Bella frecciolina a destra. Oh, attenzione, qualche furgone che ci passa davanti. Sta arrivando un camioncino, dobbiamo passare prima di lui, veloce. Passiamo. Ok,
Ce l'abbiamo fatta. Attenzione che ho sempre un po' di difficoltà a regolare questo carico posteriore. Ok, fermiamoci e ragioniamo un pochino. Dobbiamo proseguire dritto, molto ma molto bene. Rispettiamo il diritto di precedenza. Ok, vediamo un po'. Guardate quanto sono ben definiti, ragazzi, questi dettagli di questo nuovo camioncino. Come potete ben vedere è molto diverso dal primo. Soprattutto quello aveva gli interni in legno, di noce. Questo è dato un po' molto più ben definito. Guardate un po' i dettagli, quanto sono molto accurati. Attenzione che sta scattando il verde. Pronti a partire, ragazzi, alla postazione di partenza. Semaforo verde e via. Eccoci qui. Come mi avete consigliato, ragazzi, le prime marce del camion sono marce di trazione, utili per affrontare salite molto ripide, quindi anche luoghi abbastanza ardui da affrontare con queste marce, e quindi inizialmente mi trovavo un po' in difficoltà, però adesso ho capito perfettamente come vanno utilizzate. Nessuna a destra, nessuna a sinistra, abbiamo l'obbligo di dare la precedenza. Come potete vedere questa volta abbiamo le marce nella parte destra del cruscotto. Ok, chissà se è possibile attivare anche l'aria condizionata, ma mi sembra un po' una cosa eccessiva. Ok, vediamo un po'. 21 km orari. Ah, non stiamo partendo con il pieno, ragazzi. Guardate un po', abbiamo una restrizione nel carburante. Vediamo un po', eccolo lì. Non partiamo proprio con il pieno, con un po' meno di mezzo serbatoio. Però io dico, ragazzi, che forse è meglio aumentare la qualità audio per sentire bene il rombo del nostro motore. No, attenzione, questo stronzetto che ci sta superando. Vediamo un po' di sentire meglio la qualità del nostro motore, perché a quanto pare, guardate che figo il camion dall'esterno. Diamo intanto un'occhiata al nostro bel camioncino, alla targa svizzera, mi sembra. Quindi vediamo un po', aumentiamo l'audio, eccolo qui. Bene, gli effetti sonori sono al massimo, quindi abbassiamo la musica e rendiamo l'apparato sonoro degno della sua efficacia. Ok, adesso può andare molto meglio. Gettiamoci nuovamente in avanti. Come potete ben vedere, ragazzi, sono riuscito a raccimolare circa 10.737 euro, che ci saranno fondamentali soprattutto più avanti per acquistare il nostro nuovo camioncino ed esplorare la nostra mappa. Oh mio Dio, si sta mettendo a piovere. Guardate un po', nel momento in cui stiamo lasciando Innsbruck troviamo dei piccoli accenni di pioggia. Non abbiamo la possibilità di sorpassare, come ci hanno appena indicato. Ed ecco qui la pioggerellina. Come si attivava adesso il tergicristallo? Dannazione, ecco il tergicristallo, meno male l'avevo scambiato con le frecce. Bene, ottimo questo bel temporale dinanzi a noi che ci accompagna. Aumentiamo un po' la scala della mappa. Sento un po' freddo, ragazzi, guardate tutta questa pioggia. Mamma mia, guardate che non si vede proprio una ceppa. Vediamo di accendere un po' le luci, amico mio. Ok, perché c'è la possibilità anche di subire delle multe a causa appunto della pioggia, scusate, a causa dei fari che non vengono accesi. Quindi vediamo un po', abbiamo la possibilità di, questo era il clacson, di utilizzare gli abbaglianti. Bene, stiamo procedendo a una velocità abbastanza adeguata, 71 km orari, la quale ci condurrà all'interno della nostra città tedesca in 2 ore e 47 circa. Bene, molto bene. Ok, guardate un po' i dettagli, anche i finestrini vengono adeguati. Attenzione, scaliamo di marcia, che sta succedendo? Ehi, ogni volta nelle salite c'è sempre qualche problema. Amico mio, ci sta passando tanto un altro camioncino alla nostra sinistra. Ok, vediamo un po', ma questa probabilmente sarà una strada urbana provinciale, non sarà una strada, un'autostrada. Infatti, vedete un po', soprattutto dai dettagli si capisce che non siamo appunto in Italia, siamo in un territorio molto più aperto. Guardate qui, stiamo affrontando queste belle salite. Guardate un po' nel navigatore. Ehi, ok, utilizziamo delle marce un po' più di potenza. Molto bene, 34 km orari. Ok. Vedete un po' nella mappa, abbiamo la possibilità di notare un punto di ristoro, soprattutto come potete ben notare il simbolo del carburante. Vediamo un po', c'è un cartello dinanzi a noi. Vediamo un po' che cosa c'è. Allora, diamo un'occhiata, avanziamo camioncino. Allora, ovviamente c'è un limite di restrizione di velocità nella città, e soprattutto nel momento in cui entreremo in autostrada ovviamente il vincolo sarà ridotto. Bene, non c'è la possibilità di sorpassare. Mamma mia, proprio partire con il maltempo è proprio la cosa che volevo. A 200 metri mi sa che avremo il nostro 200 metri sì, il nostro punto di ristoro, di parcheggio, ma a quanto pare non ce ne sarà di bisogno. Diamo un'occhiata intanto agli effetti, ai dettagli del nostro trasporto. Per adesso, ragazzi, le consegne non hanno destinato un tempo preciso di consegna, quindi in pratica l'unica cosa che dobbiamo fare è avviarci senza danneggiare il nostro trasporto. Visto che stiamo trasportando della farina quest'oggi, diamo un'occhiata intanto al nostro camion dall'esterno. Non parlo perché ovviamente dall'esterno la situazione può sembrare molto più rumorosa.
A quanto pare un camion sembra a doppio rimorchio, quindi un camion molto pesante per trasportare tutta sta roba, appunto serve, ok? Attenzione a queste belle curve, l'asfalto è bagnato, abbiamo messo delle gomme da bagnato ragazzi, vediamo un po' di ottenere miglior tempo in questo primo sprint di qualifica. No dai, stiamo scherzando, a quanto pare sto effettuando le qualifiche all'interno del circuito di Monte Carlo, è una cosa molto difficile ragazzi, questo circuito di Monte Carlo è appunto uno dei circuiti più difficili che io abbia mai provato. Comunque, ad aumentare la tensione all'interno del circuito di Monte Carlo, nelle prove libere dove dovevo stilare l'assetto mi era apparso un tempo, come avete visto appunto nel video di apertura della Spagna, davvero molto stile, della pioggia, attenzione, oh mio Dio, freniamo, freni a disco, meno male, è che questi stronzetti di colpo frenano, gli arriva addosso, mamma mia, è che si vede molto ma molto poco, non posso attivare neanche gli abbaglianti se non li faccio investire al muro. Allora, vi dicevo, un temporale ho beccato proprio a Monte Carlo, e beccare un temporale nelle prove libere è molto molto difficile perché avanzare, perché ovviamente l'assetto viene stilato nelle prove libere e poi nella qualifica ovviamente c'era tempo sereno, e quindi è davvero un po' difficile stilare questo assetto in concomitanza delle qualifiche che hanno un tempo molto diverso. Attenzione, questi stronzetti ci fanno un po' arrabbiare, scaliamo di marcia, nona marcia, mi sa che dobbiamo prendere qualcosa un pochino di più basso. Bene, con la settima marcia stiamo guadagnando molti chilometri orari. Abbiamo fatto appena adesso ragazzi 60 km circa, guardate, non li ho neanche avvertiti, ma io lo proverei un bel sorpasso ragazzi. Voi che dite, la metto la freccia e provo a passare, anche se c'era il divieto di sorpasso, io ora me ne infischio e passo. Vediamo un po', ecco già il primo stronzetto che passa, facciamolo passare, questa bella Jaguar verde. Vediamo un po', diamo un'occhiata agli specchietti, non c'è nessuno, ed ecco che si parte all'esterno, si cambia marcia, attenzione, oddio, oddio, non mi voglio prendere niente di faccia, e ce la fa, passaggio all'esterno ragazzi, mamma mia, il grande Renault. Ok, ritorniamo in linea, un azzardo ragazzi, anche se c'era il divieto di sorpasso me ne sono infischiato. Ok, 84 km orari, questo camioncino risulta molto più maneggevole, anche se sempre all'inizio ho sempre qualche problema di stabilità. Oddio, ho perso il controllo! Ai, 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 oddio! Mamma mia ragazzi, proprio, vedete la strada bagnata, che brutti scherzi che ci fa. Oddio, vediamo un po' se c'è stato qualche danno. Oddio, ho perso proprio il controllo. Diamo un'occhiata F7. Ah, solo un po' di danno alla motrice principale. Va bene, sempre qualcosa la dobbiamo combinare. Perché ho sempre questo come possiamo dire, questa abitudine di andare sempre un po' più forte nelle curve, affrontarle con rapidità, ma mi devo ricordare che non siamo in Formula 1 ragazzi. L'asfalto pure è bagnato, comunque ha terminato di piovere, è inutile che teniamo questi tergicristalli, altrimenti ci prendono in giro pure le persone che ci vedono. Ok, un'altra cosa molto importante, sono riuscito a scoprire, il motore si sente, vediamo. Dio, addosso gli siamo arrivati, passaggio all'esterno, mamma mia, vediamo di passarlo. Ok. Un'altra cosa molto importante ragazzi che vi volevo dire, vediamo un po', dobbiamo aumentare ancora un po' il volume dell'audio ragazzi, perché davvero non si sente il motore, non lo riesco a sentire, nel momento in cui non si sente il motore è davvero una cosa molto molto brutta. Vediamo, adesso potrebbe andare, ok? Ok, adesso già può andare meglio. Vi dicevo, in pratica è disponibile anche l'opzione di inserire il cruise control. Non so se qualcuno di voi sa che cos'è il cruise control. In pratica è possibile limitare la velocità automaticamente, questo ci fa capire appunto l'evoluzione di questi bei camioncini che abbiamo a disposizione, e nel senso, siamo a 80 km/h, attivando il cruise control con il semplice tasto C della nostra tastiera abbiamo la possibilità di far rimanere la velocità a 80 km/h massimi. Molto utile ragazzi se bisogna rimanere entro un determinato limite di velocità, per esempio 70-100 km/h. Attenzione, questo bel camioncino che abbiamo davanti, i Acres, chissà che cosa sta trasportando, chissà se hanno inserito anche i furti ragazzi, se ci possono fermare le bande armate con fucili a canne mozze e così via, e probabilmente abbiamo una bella mazza qui nel porta oggetti per difesa. Attenzione, ha terminato di piovere, che ore sono? Le 21:49 di sera, sta iniziando un po' a diventare bruna il paesaggio, vedete un po', questa è una sorta di concessionario, che cosa abbiamo là destra? Una specie di deposito. Adesso ragazzi si tenta il sorpasso a quest'altro bel veicolo davanti a noi, probabilmente sta trasportando qualche alimento perché non ha una camera termica di dietro. Vediamo se c'è qualcuno, diamo un'occhiata, di solito lo facciamo sempre, ecco, potrei tentare il sorpasso, però a 500 metri abbiamo una bella curva, io direi ancora di rimanere dietro. Ok, prendiamogli il numero di targa ragazzi, scrivetevelo, casomai ci investiamo e gli diamo la colpa a lui. Tanto mezzi agricoli sulla destra, guardate un po' il paesaggio, che figo. Ok, molto bene, vediamo un po' intanto il carburante. Come sta andando il carburante? Cambiamo marcia, mettiamo un po', guadagniamo un po' di trazione. Il carburante ancora molto bene, non abbiamo problemi di fermarci.
Ok, sto guadagnando davvero diversi soldini, ragazzi, quindi a breve compreremo il nostro camion. Non vi farò vedere tutti i viaggi perché davvero sarebbe un'esperienza interminabile, però ovviamente i viaggi fondamentali tipo questi, un po' attraversiamo gli stati, trasportiamo qualche cosa di diverso, ve li farò vedere. Certo, io farò anche dei viaggi per guadagnare dei soldi, però io lo voglio superare questo stronzetto. Mi sta rallentando a 40 km/h, io non sono abituato ad andare, cioè con la Williams io 40 km/h me li faccio in prima e siamo qua in settima e non riusciamo a superarlo. Adesso basta, andiamo avanti, vediamo di fare. Intanto ci sono 16 gradi, ragazzi, una brezza montanara molto molto arguta. Intanto sta calando la sera, questo bel paesaggio tedesco. Chissà se l'abbiamo sorpassato il confine. Abbiamo 50 km per arrivare alla nostra destinazione. Chissà se saremo precisi nel parcheggio questa volta. Mamma mia, per adesso stiamo affrontando delle tappe un po' brevi, anche per prendere la mano soprattutto con le tematiche fondamentali del gioco. E si tenta il sorpasso all'esterno, vediamo un po', abbassiamo, facciamo salire il motore di giri ed ecco che si passa questo dannato camioncione. Ole, passaggio all'esterno del nostro camioncino Renault, molto bene. Adesso guardate un po' il motore come va, molto meglio, cambiando di marcia. Allora cosa c'è scritto? Kassel Zurigo, dobbiamo girare a sinistra, freniamo, oddio, li vedo un po' inceppati i freni di questo camion. Ok, Zurigo andare dritto, Stuttgart Munchen girare a destra. Guardate un po' come sono cambiati soprattutto i segnali autostradali, perché ovviamente in una nazione estera non abbiamo quelli che avevamo in Italia, ovviamente. Vediamo se c'è qualcuno qua avanti. Ok, con gli abbaglianti non vedevo molto. Ok, dobbiamo girare a destra, vediamo un po' se troviamo la strada, perché sono le 10:30 di sera e non si vede tanto. Ok, attenzione di dietro, olè, partiamo. Bene. Vediamo un po', allora dobbiamo affrontare adesso, io dico, quest'altro tratto autostradale. Ce la facciamo con questa salita? Mettiamo una marcia, un po' di trazione, diamo un'occhiata. Ah, gli specchietti abbiamo, che guardo pure io. Attenzione che sta passando uno stronzetto. Ok, gettiamoci immediatamente nel traffico autostradale, ragazzi. Ma guardate un po' che figo il paesaggio notturno. E come mi avete consigliato non siamo in Formula 1, quindi è meglio metterci nella corsia di destra, la corsia dei veicoli da trasporto. Bene. Vediamo un po', 33 minuti. Ok, il bello arriverà, ragazzi. Questi sono un po' viaggetti per prendere prendere confidenza appunto con i comandi, appunto ne ho bisogno. Ma più avanti avremo la possibilità soprattutto di guidare entro un determinato limite di tempo, e questa sarà la cosa che mi piace di più. Ok, vediamo un po' di entrare. Non vedo una ceppa, dov'è l'uscita? Oddio, sta mandando dritto verso la verso l'erba, quindi meno male che ci sono sti abbaglianti. Teniamoli fissi, mi dispiace, il motore lo dobbiamo lasciare a 2000 giri. Non vedo niente negli specchietti, speriamo di non prendere qualche pirata della strada con le luci spente, ragazzi. Ok, non c'è nessuno, però lo stare con gli abbaglianti, ragazzi, non è una cosa buona. Ok, 73 km/h, adesso attiveremo il cruise control, ragazzi. Vediamo un po', ci fermiamo a 77 km/h. Vediamo un po', 77, ok, vedete un po', 77, 78. Adesso sto cliccando l'acceleratore, per questo non viene attivato. Ok, dov'è l'uscita? Ok, a destra, 15 km, ok, siamo arrivati alla cittadina, ragazzi. Abbiamo attraversato un altro stato, quest'oggi ci siamo allontanati. Oddio! Attenzione, perché fa finire che ci investiamo come all'altra volta, quindi calma. Dobbiamo affrontare queste curve con calma, non c'è nessuno che ci insegue, sì, con calma una parola. Attenzione, ok, siamo usciti dal tratto autostradale. Mi sa che devo comprarmi un bel libro di segnali esteri. Ok, limite 50, adesso io ho attivato il cruise control massimo a 50. Vedete, io per adesso non sto cliccando l'acceleratore e si sta muovendo automaticamente il veicolo. Bene, ovviamente ci sono dei tratti in salita dove l'autovettura dove il camion ha bisogno di qualche spintarella, quindi noi clicchiamo l'acceleratore. Benvenuti a Munchen, non so se si legge così, ragazzi, comunque ecco la nostra città. Attenzione, questa bella macchinina accanto a noi ci passa all'esterno. Semaforo. Ok, eccoci il nostro punto di consegna. L'abbiamo fatta in completa tranquillità, anche solo qualche piccolo danno perché ho perso il controllo. Munchen esplorata. C'è anche un ricovero per camion. Freniamo, che con questo cruise control perdo un po' la cognizione della velocità. Amico mio, te la vuoi correre? Facciamogli sentire il rombo del motore. Ah no? Vediamo un po', pronti ragazzi, semaforo acceso, è a un quarto di miglio la nostra vittoria. Pronti, partenza, vediamo quello che riesce a combinare il nostro camion. Semaforo giallo, verde, vediamo un po', la trazione della Renault. Ma niente, quelli ci passano, ragazzi, non possiamo adottare questo sistema. Beh, ce la volevamo correre con l'amico alla nostra sinistra. Niente, non ce l'abbiamo fatta. Appena abbiamo il nostro camion poi vedremo un po' di fare qualcosa di diverso. Benvenuti ragazzi in questa bella cittadina della Germania. Guardate un po' che figo il paesaggio notturno. Ok, c'è qualcuno, passiamo alla sinistra in modo tale da affrontare
la curva in completa rapidità. Questo ha messo la freccia a destra. Ok, possiamo girare. Ovviamente non ci sarà nessuno alle 2 di notte, a mezzanotte. Ok, ecco il nostro luogo per la consegna. Passiamo, calma. Vediamo se possiamo fare il parcheggio, ragazzi. Ok, concentriamoci. Farò solo una prova questa volta. Non mi voglio arrabbiare. Vediamo un po'. Basta con questa freccia. Ok, con calma. Vediamo di prendere... Oddio, ferma. Questa visuale. Ok, anche se è un po' notte non riesco a ottenere il meglio. Allora, giriamo a destra. Calma, calma, calma. Ok, vai. Dannazione, male ragazzi, non ce l'abbiamo fatta, eravamo partiti bene. Comunque, ottimo lavoro completato. Farina da Innsbruck München. Ecco qua, abbiamo fatto ben 195 km, 3 ore 53, 96,4 km, litri di carburante consumato. Bene, vediamo un po', abbiamo guadagnato un bel punto di abilità e quindi io direi di posizionarlo proprio nelle consegne puntuali. A volte capita che le aziende debbano spedire qualcosa di importante, soprattutto in fretta, quindi richiedono una consegna puntuale, proprio la cosa che fa per me, visto che siamo dei veri e propri piloti di Formula 1, veloci in ogni settore. Questo è un lavoro che mette a maggior stress il camionista, la finestra di tempo per la consegna è ben più stretta del normale, ma ovviamente un nuovo grado di questa abilità ci sbloccherà 3% di guadagno in più e il 20% di consegne. Olè! Applichiamo benissimo. Spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto, un video un po' bizzarro, abbiamo guadagnato ben 2000 euro, ci siamo un po' divertiti, siamo usciti un po' fuori pista, abbiamo visto qualche agente atmosferico, un bel viaggetto come mia opinione, e ci hanno dato anche una valutazione, quindi altri 200 km aggiunti alle nostre spalle. Spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando votate e commentate. Ciao a tutti!